in Europa in questo momento tutti i siti ebraici stanno aprendo le porte ai visitatori, alle manifestazioni, eccetera. Noi con un parterre quest'anno eccezionale apriamo anche noi la giornata ebraica, ufficialmente la 14ª giornata della cultura ebraica. Sono commossa perché ho accanto a me, oltre al sindaco, che è una novità e un nuovo amico, due amici storici che sono veramente i numi tutelari di questo bagno ebraico. Quando l'ho scoperto sono venuti immediatamente e me li sono trovati in questi 25 anni sempre accanto, sempre pronti e sempre con grande felicità li notavo sulla stampa, sempre ad avere riconoscimenti internazionali eccetera, quindi lieta e orgogliosa di questo. E con loro apro la giornata ebraica. Quest'anno aderiamo a un progetto mondiale di ebraico di ecologia. Il sindaco, il nostro sindaco pianterà una pianta, che è una pianta sacra al popolo ebraico, e sono come si chiamano? I cedri. Ecco, ho trovato questa pianta di cedro e la pianteremo, dopodiché conferiremo al sindaco un diploma che sarà nominato ambasciatore di questa associazione, di questa fondazione. Adesso speriamo che il sindaco sappia piantare. E allora ci apprestiamo di là a fare questa piantumazione. Allora David Cassuto, la nostra colonna, darà questo. Sono onoratissimo di dare al sindaco Giancarlo Garozzo questo diploma che dimostra la nostra felicità di avere questo momento di riconoscimento della nostra associazione al sindaco di Siracusa. Grazie. Allora, io ringrazio e saluto gli organizzatori e gli ospiti di questa importante iniziativa e voglio subito quindi ringraziare tutti per l'onore che avete deciso di farmi conferendomi questo diploma di ambasciatore della fondazione KKL, che è Keren Kaiment Leisrael. Spero di averlo detto in maniera corretta, no? Corretto? Accetto questa responsabilità non solo per la sensibilità verso i temi dell'ecologia e dell'ambiente, ma anche per riprendere il legame tra la città e il popolo il cui destino hanno segnato profondamente una storia dell'umanità. Per quanto ci riguarda, mi dispiace che dopo 13 anni che questa iniziativa viene svolta regolarmente sia la prima volta che sia invitato il Comune. Tenteremo di essere, se coinvolti, il più presente possibile, ovviamente come amministrazione, e vi saremo vicini in queste attività. Ho scelto lui come prima persona per aprire questo varco. Per aprire questo varco.
Quindi insomma per noi è veramente importante oggi essere qui, è l'unico evento da Napoli in giù, mi pare, che ricordi questa giornata, quindi un evento di letteratura nazionale è importante, 26 città in Europa. Anche Catania fa una ricorrenza del genere, vabbè, da poco. Domani. Oggi è le 18. Allora, avevo un'informazione parziale evidentemente. Non ne sappiamo neanche. Quindi insomma vi ringrazio, ora assisterò allo svolgimento dei lavori e grazie insomma. Grazie al signor Sindaco. Io intanto saluto il nostro assessore e lo giudice. Volevo salutare una persona che a me è molto cara e che in questo momento non c'è perché ha avuto un piccolissimo incidente, che è il professore Musco. Professore Musco, professore di letteratura medievale, presidente della fondazione, nostro partner Officina di Studi Medievali. Lo sostituisce Luciana Pepi, ma comunque a lui va un saluto e io vi annuncerò solo per così, tanto per dare, perché voglio farlo in una maniera più approfondita assieme a lui quando sarà possibile, l'istituzione di una borsa di studio a studenti universitari che facciano tesi sui siti ebraici in tutto il bacino del Mediterraneo, quindi saranno coinvolte tutte le università del bacino del Mediterraneo per queste cose. La borsa di studio, tanto per avere un poco di fantasia, porterà il mio nome, ma d'altronde ho fatto tutto io. Dice che è inusuale, ma qui è sempre tutto inusuale. Do la parola a Niccolò Bocaria. Grazie signor Sindaco di Siracusa, autorità, cara Amalia, mi sia consentito per una volta un piccolo fuori programma perché proprio questa mattina abbiamo ricevuto una comunicazione da Napoli da Rav Shalom Bahut e io ho incaricato il nostro amico Dario Sutter di darti lettura del messaggio di Rav Shalom Bahut a nome delle comunità ebraiche d'Italia dell'Ucei. Ecco, cedo la parola a Dario Sutter. Baruchim Abaim, benvenuti. Vi do intanto riporto i saluti della comunità di Napoli, del presidente Campagnano e del rabbino capo per Napoli e per il meridione d'Italia, Shalom Bahut. Vi ricordo brevemente che la comunità di Napoli è l'ultima comunità censita dall'UCEI delle 21 comunità e quindi ha competenza territoriale su tutto il sud Italia, Calabria, Puglia e Sicilia. Questa mattina è arrivata questa comunicazione che vi leggo a nome firmato da Rav Bahut. Onorificenza per meriti nel campo della cultura ebraica. Questa onorificenza viene consegnata alla marchesa Amalia Daniele di Bagni, da molti anni dedita alla promozione e alla diffusione dell'arte e della cultura ebraica, in special modo per il ritrovamento, il restauro e l'instancabile gestione dei bagni rituali ebraici, quindi del mikveh, nella Giudecca di Ortigia a Siracusa. Firmato da Rav Shalom Bahut. Io vi vorrei dire soltanto due brevissime parole per quello che riguarda il tema del rapporto della giornata e ricordandovi appunto che anche a Catania oggi c'è una manifestazione parallela. Il rapporto fra natura e Israele è un rapporto che noi diamo per scontato. Israele è inteso proprio come popolo, perché affonda le proprie radici in una teologia ebraica, soprattutto nella Torah, che è, come sapete, insomma, la Bibbia è il nostro testo di riferimento. Non vi taglierò perché poi ne parlerà il dottor Vitale. L'unica cosa che vi voglio dire è che non c'è nella Torah una escatologia mitica, ma c'è una escatologia immediata. Il premio
per chi rispetta le regole che il Signore ci ha dato è questo: io concederò alla vostra terra la pioggia a suo tempo, quella autunnale e quella primaverile. Potrai raccogliere il tuo grano, il tuo mosto e il tuo olio, farò crescere l'erba del tuo campo per il tuo bestiame, e potrai mangiare e saziarti. Questo è il rapporto diretto ed immediato del popolo di Israele con la terra e con la natura. Grazie. Volevo dare la parola al nostro assessore. Fai dare un saluto all'assessore al quale tengo molto. E so che deve andare via proprio necessariamente, quindi non avremo modo di... Sì, devo andare via perché sono impegnato in un matrimonio. No, io ringrazio ancora una volta, come è capitato in sede sia di incontri privati che di presentazione dell'iniziativa, tutti gli organizzatori, perché mi sembra, come ha detto il sindaco nel suo saluto iniziale, che attraverso questa iniziativa la città possa in maniera seria riappropriarsi, riavvicinarsi, ricollegarsi con una delle matrici culturali di fondo, io direi dell'Europa innanzitutto, e poi ovviamente di questa città e di questo territorio. Mi ha fatto molto piacere che nei nostri colloqui con Amalia abbiamo sottolineato l'importanza di questa iniziativa anche nell'ambito di questa ambizione che la città in questo momento ha a candidarsi a capitale europea della cultura, perché questo territorio ha una ricchezza così significativa da poter davvero rappresentarsi come frontiera dell'Europa, ma come terra centrale dell'Europa. Abbiamo questo privilegio di condensare in una terra, in un luogo, in delle persone, in delle storie, quello che è il patrimonio di un'intera civiltà, e quindi questa amministrazione, insieme a tutti gli altri soggetti che stiamo coinvolgendo in tutte le attività culturali, ha sicuramente l'intenzione di valorizzare al massimo queste iniziative. E credo che sia, come è stato detto in precedenza, particolarmente significativo anche il tema della giornata europea della cultura ebraica, perché è un momento in cui tutte le radici culturali devono riunirsi attorno a un tema che è caro a noi come amministrazione del nostro piccolo, è caro alla nostra cultura, cioè quello del rapporto con la natura, del rapporto con l'ambiente, del rapporto col territorio. Da qui si parte davvero per una nuova visione del territorio e dell'Europa in senso più ampio, quindi vi ringrazio ancora. Ringraziandovi per l'invito a celebrare qui con voi questa 14ª giornata della cultura ebraica qui a Siracusa, che è insieme a Catania, ma è stata finora l'unica città della Sicilia che ha raccolto sin dalla prima ora l'invito ad aprire al grande pubblico le porte di una cultura millenaria, raffinatissima, quale la cultura ebraica, e tutto ciò grazie ad Amalia Daniele di Bagni, animata dalla consapevolezza di un sentimento di amore universale che in ebraico si chiama la Ahavat Israel, cioè amore per Israele, inteso non per lo Stato di Israele ma per il popolo ebraico, l'erede, il testimone del messaggio universale dei profeti di Israele come ci è stato consegnato dalla Bibbia. Amalia ha ricordato prima la nostra amicizia, ormai ventennale, e permettetemi di ricordare che nel gennaio del 1999 ebbi l'onore di accompagnare a Parigi l'allora assessore ai beni culturali della regione siciliana Salvatore Morinello per partecipare alla prima conferenza internazionale sul patrimonio ebraico che avrebbe istituito in quell'occasione la giornata che noi oggi celebriamo, la giornata della cultura ebraica. La cultura ebraica fa parte di quel segmento medievale che l'interesse della storiografia ha completamente rimosso. Siracusa potrebbe non avere vissuto un periodo medievale per quello che è l'esposizione di questo stesso momento. Abbiamo un museo, il museo
di cultura medievale Bellomo, che conserva delle notevoli tracce, conserva nel vero senso della parola, perché spesso non sono esposte, conserva notevoli tracce della presenza ebraica a Siracusa, ma non sono ragionate, non sono poste al pubblico in maniera intellegibile. Noi stiamo in un quartiere chiamato ancora Giudecca, sappiamo che i toponimi hanno superato i secoli e anche in questo caso il tentativo della cancellazione di alcune realtà storiche e di alcune identità. Questo quartiere ha eccezionalmente due grandi emergenze, che sono il bagno ebraico di cui ha parlato prima, accennato prima il dottor Bucaria, che da più di un decennio è diventato uno dei punti di massimo interesse della cultura ebraica, e poi in tempi più recenti l'identificazione attraverso la scoperta di una serie di iscrizioni del sito della sinagoga, che è per alle nostre spalle conosciuto più comunemente come chiesa di San Giovannello. Museo del territorio in questo caso, si parlava prima di un museo di cultura ebraica, ma anche museo del territorio, diciamo noi, perché queste due realtà così vicine e così strettamente collegate ovviamente non possono prescindere dalla ricostruzione del senso del quartiere. La Giudecca di Siracusa era un sito contenuto all'interno dell'antica isola. Anche quando la città si era espansa, questa Giudecca aveva mantenuto i suoi confini. Questi confini si potrebbero ricostruire, così come è già avvenuto con l'individuazione di una serie di atti notarili che hanno identificato alcune vie e alcuni siti particolari. Questo perché diventa adesso impellente? Perché noi abbiamo visto, noi siracusani e ancor più noi se vogliamo operatori del settore, abbiamo assistito alcuni anni fa, non tanti, parlo di 2 o 3, di un intervento di ricostruzione edilizia che si è tenuto nella terza parallela a questo vicolo, dove sono stati edificati degli alloggi per studenti, e l'intervento è avvenuto su un tessuto così prezioso con ruspe che hanno totalmente svuotato gli immobili e ricostruito un presunto falso ottocentesco, peraltro. Non sono certo, ma non voglio immaginare quanti preziosi reperti siano stati spazzati via dalle ruspe. Buona mattinata a tutti voi, autorità, Amalia, e mi spiace che non sia con noi qua il professor Musco, ma c'è la sua rappresentante Luciana Peppi e il dottor Suter e tutti voi. Prima di tutto, prima di parlare, io ho predisposto di parlare su cos'è un mikveh, perché tutti parlano del mikveh ma poi dopo non si sa cosa sia. Prima volevo raccontare un piccolo episodio. A Trani, non in Sicilia ma in Puglia, sono state rinvenute e ricreate 2 antiche sinagoghe. Di fronte a una di queste sinagoghe c'era un'abitazione che la chiamavano la casa del rabbino. Per creare un piccolo spiazzato davanti alla sinagoga che si chiamava Scuola Nuova, la casa del rabbino è stata demolita e creata una piazzetta. Però demolendo questa casa, il muratore trova nello stipite, o meglio in una dei sostenimenti della porta, un foro. Dentro questo foro lui ha trovato una cannuccia. Guarda cos'è questa cannuccia, dentro la cannuccia c'era una pergamena. Lui doveva distruggere tutto praticamente, però questa pergamena l'ha incuriosita e lui se l'è presa. Passò qualche tempo, il figlio si ammalò, era
di Ferragosto, non c'era un medico per aiutare e lui si rivolse al medico della base americana vicino a Trani, per caso un medico ebreo che si chiamava Cohen. Questo medico vide il bambino, lo curò e il bambino si rimise in sé. Questa persona voleva pagare al medico e lui dice: io non prendo soldi, io sono militare. Allora gli portò questa cannuccia e disse: probabilmente questa le interessa, e lui se la prese con sé in America. Quando venne a sapere che queste sinagoghe sono state rinvenute, sono state ricreate, lui, come gesto di amicizia verso Trani, mandò la cannuccia con la pergamena. Viene fuori che questa pergamena era una mezuzah, ossia una specie di amuleto che si mette su tutte le porte ebraiche fino a oggi, e dentro c'era scritto la dicitura di Shema Israele, ossia ascolta, o Israele, però scritta in una maniera che soltanto una persona usava scrivere così, era Rabbi Isaiah da Trani. Ora, questa cosa, se non fosse successo tutto questo trambusto intorno, sarebbe sparita. Bisogna stare molto attenti quando si demolisce qualcosa per ricreare una cosa. Diceva giustamente l'architetto Giliberti: si buttano giù le cose, si sventrano e si fa una cosa finta. Qua ci sono cose vere che bisogna cercare di rintracciare e ritrovare, e questa è una cosa, secondo me, molto una lezione molto importante per tutti noi, perché ritrovare una mezuzah o un amuleto di questo genere vuol dire ritrovare la ragione di vita di tutta una comunità. L'ebraismo non guarda al luogo, non guarda diciamo alla parte materiale, ma più che altro l'ebraismo si interessa della società e della sequenza dei tempi, due cose che sono astratte, e questa è una cosa che è difficilissimo mantenere, trovare o ricreare. Non si può ricreare, si può ricreare, ritrovare certi oggetti che ci dicano cos'era l'ebraismo di una volta, e questo è quello che noi qua a Siracusa dobbiamo fare. Ora io mi sono preso la decisione di parlare cos'è un mikveh. Ora cerchiamo di mettere in ordine questa cosa, lo farò molto velocemente. Qua c'è scritto mikveh in ebraico, qua c'è scritto il tesoro dell'acqua. Allora, questa è la maniera, siccome non dappertutto c'è l'acqua sorgiva come c'è qua a Siracusa, ma bisogna, no, scusami, ecco, sì, e c'è l'acqua sorgiva, sì, che non c'è problema, l'acqua deve essere di fonte, seguita a saltare, e così questa l'acqua deve, se è acqua piovana, bisogna raccoglierla dentro il tesoro, che il tesoro è praticamente questo qui che vediamo accanto, e l'acqua deve essere contattata con l'acqua moderna e creare un tutt'uno di acqua legata una all'altra. Dentro questo raccoglimento d'acqua, una persona che deve purificarsi deve entrare e essere sommerso fino sopra la testa, e in questo caso ogni donna ogni mese deve fare l'abluzione dentro questa vasca d'acqua, e così troviamo praticamente in tutto il mondo. Qua vediamo a Gerusalemme nel periodo praticamente della Bibbia una specie di cisterna
però la cisterna è divisa in due. Vedete quella linea blu divide in due e così è fatta questa cisterna. Come mai questo modo di dividere la cisterna in due? Si racconta che Gesù, quando sale sulla spianata del Tempio, il sommo sacerdote gli domanda: Gesù, perché sei qua sulla spianata e sei impuro? Non puoi stare sulla spianata. E lui disse: io sono puro perché ho fatto l'abluzione nel mikveh, sono entrato da una parte e uscito dall'altra. Ora, questo è un punto molto interessante, perché i mikveh erano divisi in due, l'acqua era tutt'una, però le scalette erano divise in due, uno doveva scendere da una parte e salire dall'altra. Vedremo che qua a Siracusa c'è un'allusione a questa cosa. Qua vediamo questo tipo di mikveh che si trovano a Gerusalemme prima del periodo romano. E questa è una cosa che dice praticamente che quello che si usava là si continua a usare anche oggi nella vita quotidiana di un ebreo o di un'ebrea, e lo stesso facevano anche qua a Siracusa. Questa è un'altra vasca che vediamo nelle grotte dei profeti, e qua vediamo la divisione di due, una l'entrata e l'altra l'uscita, che è tipica di quel periodo delle antichità, cosa che veramente è una cosa interessantissima, perché si parla del primo secolo, secondo secolo, terzo secolo, ma non di più. Qua vediamo un'altra cisterna di Gerusalemme, la cisterna di Siloe, che oggi poi dopo è stata allargata moltissimo. Anche qua ci sono l'entrata e l'uscita. Ora qua vediamo a Erodio, il castello di Erode. Anche qua c'è una specie di mikveh, vedete quella vano con 4 pilastri, accanto c'è un piccolo vano, quello era il vano del mikveh di Erode sulla montagna del suo mausoleo. Eccola qua, la vediamo, e dove c'è la freccia è il posto del mikveh di Erode. Su Massada, periodo, di nuovo si parla del periodo romano, ci sono stati trovati dei mikveh tipici della terra di Israele nel periodo di Erode, ossia il periodo romano. Così a Safed, così a Tiberiade, con la divisione in due delle salite e dell'ascesa, e così anche a Köln in Germania, a Colonia. E qua vediamo invece quello di Speyer, o di Spira in italiano, ritrovati. Perché si ritrovano tutti i mikveh e non si trovano le sinagoghe? Perché i mikveh sono sotterranei e non venivano distrutti. Io sono sicuro che qua nel meridione si possono trovare moltissimi mikveh, le sinagoghe non si trovano più, però nei sotterranei si possono trovare mikveh. Ultimamente mi hanno segnalato che a Lecce è stato trovato un mikveh e che in altri posti, noi abbiamo trovato quello di Palermo, ne parleremo più tardi, e qua vediamo quello di Friedberg in Germania. Di nuovo guardate la discesa per arrivare all'acqua, perché cercavano l'acqua sorgiva, non come nella Palestina di allora che aspettavano l'acqua piovana. Qua c'era l'acqua sorgiva. Questo è il mikveh di Montpellier, che vediamo diverse immagini di questo mikveh sotterraneo naturalmente, e
qua vediamo l'entrata nella vasca stessa, si fa un giro di scale per arrivare, tutto questo medievale, probabilmente del XIII secolo. E allora si continua a aver mikveh dappertutto. Questo è quello di Besalú in Spagna. Questa è un'immagine di quello di Besalú che esiste tuttora integro in Spagna. E questo qui, e ora arriviamo alla Sicilia. Sicilia abbiamo i siciliani sono stati ritrovati in terra di Israele già nel periodo che c'era il Tempio e che uno andava a visitare il Tempio in questo caso una certa persona che si chiamava Iona insieme alla moglie Shabbatia che viene dalla Sicilia, ossia dalla Sicilia, e lui incide il suo nome, un graffito sul muro della città antica di Gerusalemme, sulla colonna del Tempio di Salomone. Sì, su una colonna del Tempio di Salomone ritrovano questa scritta di Ionà e Shabbatia sua moglie. E questo dice che i siciliani non si limitavano a stare in Sicilia, ma tornavano nella terra di Israele, cercavano il Tempio, andavano a trovarlo e segnalavano la loro esistenza. Noi siamo i Verdi, tutti noi siamo contrarissimi ai graffiti, però i graffiti ci raccontano tante cose, bisogna ricordare anche questo. E ora arrivo all'Ortigia. Vedete qua verso la parte un po' che ho fatto più scuro è la parte della Giudecca. Come vedete si vede qua e si vede anche qua vicolo quarto alla Giudecca, ma ci sono tutto quello segnalato è la Giudecca di allora. E qua vedete quello che conosciamo tutti noi e che Amalia conosce benissimo, che è parte della sua dimora, la sua vita. Allora, qua vediamo, questa è l'entrata al San Giovannello, che probabilmente certe parti di questa porta erano parte anche della sinagoga, si parla di una struttura del XIII secolo. Se vedete questi capitelli tipici di allora, qua vediamo l'interno di questa chiesa sinagoga, in quella direzione è anche centrata, qua meno, e vediamo queste qui potevano essere le colonne della sinagoga basilicale di allora. E qua vediamo una finestra originale di quel periodo, però dentro la finestra c'è un'iscrizione, e l'iscrizione la vediamo qua alla rovescia, però se andiamo qua ho rovesciato la finestra e c'è scritto all'entrata della sinagoga di Siracusa che è stata fondata con Tzedek Verachamim, ossia Vemunah, ossia con giustizia e fede. E questo si trova dentro proprio alla finestra antica. Qua è stata rimessa in questo posto. Abbiamo trovato anche un'altra pietra, di solito la maglia che trova tutte le pietre, la maglia delle pietre, e qua c'è scritto Baracche, figlio del signor Sadia il vecchio, Aref Fakkach, che vuol dire conosciuto come lo zuccharo, ha dedicato il terreno di 2/3 del santuario della casa del Signore. Ora, questa viene trovata qua accanto a noi, questa è un parte della storia di questa vita che ormai non c'è più, ma allora c'era.
E questa è la pianta fatta dalla Antonella Mazzamuto, e si vede qua questo vano quadrato con 4 pilastri tutti scavati in roccia. Sotto c'era una specie di terriccio che viene levato dalla maglia, e si vedono 3 vasche nel centro di questo tetrapilon, questo 4 pilastri, e ognuna di queste vasche ha uno scalino che si entra da una parte e uno scalino che si esce dall'altra, e questo mi dice che queste vasche potevano essere antichissime, potevano essere anche del V-VI secolo, quando gli ebrei accedono a questa terra, periodo di Gregorio Magno, il periodo proprio dei primi ebrei in questa zona. E qua vediamo l'interno, queste 3 vasche che mi immagino che oggi vedremo, queste 3 vasche che lì per lì non si vedevano, che erano coperte da questo cociopesto che c'era sopra. Levato il cociopesto si trovano queste vasche con le varie entrate a ognuna di queste vasche, e poi con 2 vasche nascoste per quelli che volevano essere in intimità quando facevano il bagno. Ecco, questa è l'entrata a uno di questi bagni privati. Uno sguardo di nuovo di tutto questo vano veramente eccezionale, secondo me il mikveh più importante di tutta l'Europa, non ce n'è uno uguale, di grandissima importanza per la storia ebraica e per la storia del mikveh. Abbiamo fatto anche delle ricerche a Palermo, nel Palazzo Marchese, accanto al spiazzato dei 40 martiri, si trova una zona che probabilmente accanto al muro del Cassero, che non apparteneva alla zona della sinagoga ritrovata e creata da Obadia da Bertinoro, ma era più antico, più vicino al Cassero, accanto alla porta di uscita che si chiamava Bab el Yahud, la porta degli ebrei, e là si trova un mikveh. Ora qua io faccio vedere cose che non ne voglio parlare, perché tutta la sinagoga, il convento dei Tolentini, questo non voglio entrare in argomento. Torno alla storia del mikveh. Questa è la sinagoga che prima era moschea, ma Federico II scaccia i musulmani e regala agli ebrei la moschea di Ibn Siklab perché loro la facciano diventare sinagoga, e diventa sinagoga, ma quello è un altro argomento di cui parleremo un'altra volta. E là è stato ritrovato il pozzo dell'entrata, che è descritto anche dal rabbino Obadia da Bertinoro. Qua si vede il pozzo stesso con l'iscrizione ebraica, che è senz'altro la parte superiore del pozzo, e invece il mikveh lo vediamo qua, qua c'è il convento del Palazzo Marchesi, e qua vediamo la discesa dal Palazzo Marchesi verso una stanzetta che fa da diciamo che accetta le persone che vengono a immergersi, con delle banche che stanno torno. A un certo momento sembrava che qualcuno voleva dire che quelle erano arcosoli di tombe, che non c'entrava niente, perché non c'erano tombe, non c'erano ossa, non c'era niente. E da questo vano si entra una scaletta che scende nell'acqua. Ecco la discesa, e qua vediamo le sezioni, le varie sezioni che ci fanno scendere a questo vano sotterraneo
dove c'era il mikveh di Siracusa, di Palermo. Ecco, questa è la discesa, che poi sono state un po' rimaneggiate perché era diventato rifugio aereo durante la seconda guerra mondiale, e qua vediamo queste scale che ammettono al vano del mikveh. E qua vediamo la stanzetta dove ci sono i sedili torno e a sinistra si scende dentro la parte dell'acqua, praticamente acqua che veniva dalle falde acquifere e che seguita a sorgere e venire tutto il tempo. E qua c'è l'entrata al mikveh, dove sono state trovate anche delle piccole lucerne e sono stati ritrovati anche dei cocci del periodo tardo-antico. Devo finire? No. Allora, questi sono i ritrovamenti, non parlo oltre perché ci sarebbe ancora da parlare tanto, però questi mikveh che noi abbiamo rintracciato sia a Siracusa che a Palermo, e ne ritroveremo altri perché sappiamo già che ci sono altri posti che sono praticamente dei mikveh antichi. Io penso che questo racconterà la vita sotterranea degli ebrei, e dalla vita sotterranea potremo capire anche la vita superiore. Grazie. Grazie al professore Cassuto. Adesso 10 minuti di break per poi riprendere, ma solo 10 minuti. Allora, buongiorno a tutti, grazie gentili signori e signori per essere presenti, grazie alla signora Amalia Daniele Libani per avermi invitato, grazie a David Cassuto e a Nicolò Bucaria per aver, sollecitato questo invito. Voglio subito riprendere un aspetto della relazione di David Cassuto che, devo dire, da architetto, da progettista mi ha molto colpito, e utilizzerò questo aspetto prima di entrare nel merito di quanto vi dirò. Cassuto ci ha portato in un mondo sotterraneo, che in parte è anche un mondo misterioso, e come tutti i mondi sotterranei e misteriosi, i mondi chtoni della Grecia antica, sono dei mondi fortemente attrattivi per chi appunto si occupa del progetto di architettura. Questi sono due disegni di studio che ho fatto, sono due incisioni che ho voluto fare proprio perché volevo rendere bene l'idea di questa luminescenza, di questo effetto, e mi sono ritrovato quest'anno a vedere il Nabucodonosor nella versione, cioè l'anno verdiano, no? Alla Scala di Milano, nella versione con i costumi di Edison Citti, la quale ha utilizzato un sistema molto simile. Non ci eravamo parlati, non la conosco neppure, poi lei viene dopo di me, quindi non posso neppure averla copiata, né credo abbia copiato me, però insomma c'è l'idea di questi monoliti, no? Che costituiscono elementi insomma del cimitero e del dramma appunto dell'Esodo, e poi anche però della possibilità di ricostruire tutto continuamente, che è l'aspetto per me più importante da architetto. Equilibri che si sostituiscono ad equilibri, e chiudo veramente qui, da un disegno morfologicamente compiuto, perfetto, che è quello che ci hanno tramandato gli spagnoli, fino alla dissoluzione di questo disegno e poi alla ricomposizione di un disegno che, se volete, è il meno perfetto, non può essere altrimenti, ma sicuramente più aperto per le persone, più vivibile per la città.
In ultimo sono le tavole riassunte tutte in una diapositiva della mostra che si aprirà esattamente fra 15 giorni ad Acco. Sono grato di questo a David Cassuto, che tra l'altro al riguardo terrà anche una conferenza. È una mostra appunto fortemente voluta dal professor Cassuto, organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura, e con mio grande onore e molta preoccupazione rientra nel ciclo di iniziative che l'Italia sta facendo per la divulgazione della cultura umanistica, scientifica e tecnologica all'estero, e quindi questa mostra, come la conferenza che faremo, è sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica. Quindi insomma, con questo vi ringrazio per l'attenzione. Paolina. Chiamo adesso qui al tavolo il dottore Giuseppe Vitale. Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui, di essere a Siracusa. Le mie origini sono siciliane, la mia famiglia da parte di mio padre è siciliana, e quindi per me rappresenta una giornata molto importante. Vorrei ringraziare la signora Amalia Daniele per l'ospitalità in questa splendida cornice, e mi permetto anche di dirle una cosa, che non tutte le cose capitano senza un motivo, e quindi in questi giorni l'ho osservata molto. Io credo che sia la custode di questo bagno antico, di questo mikveh, e questa sua figura esatto, questa sua figura secondo me non è casuale. E ringrazio anche l'amico Dario Sutter, che ho snervato negli ultimi 2 anni, chiedendogli continuamente durante i periodi dell'anno di far fotografie alle piante, fotografi di questa pianta, fotografi i germogli di questa pianta, le gemme, poi vedremo perché. E quindi lo ringrazio di questo aiuto che mi ha dato. Io sono di Padova, faccio il medico a Padova, e quindi la distanza è un po' importante. Sono approdato a questo studio dopo aver conosciuto un rabbino ortodosso di Gerusalemme, che studia in una yeshiva di Gerusalemme, un rabbino sefardita, che alcuni anni fa mi ha detto: perché ti arrabatti per cercare farmaci nuovi? I farmaci ci sono tutti, sono davanti a noi, Dio ce li ha dati tutti, quindi basta, mettiti a studiare, magari non la Torah perché è molto complicato, però avvicinati a questo studio, a questo percorso, e troverai lo strumento adatto per curare le persone, magari come facevano i rabbini una volta. Ho scoperto che i rabbini una volta, oltre a essere i depositari del sapere della Torah, erano anche i depositari e i custodi del sapere della natura, quel sapere invisibile e sotterraneo di cui parlavano prima il professor Cassuto e il professor Taubino. Mi sono avvicinato a questo mondo, ho iniziato con qualche difficoltà perché i miei colleghi non apprezzano questo tipo di terapia, ma ho trovato amici farmacisti, amici anche medici che hanno creduto in questo progetto e adesso lo stiamo portando avanti. Per cui sono in contatto con il professor Mehulam dell'Università Ebraica di Gerusalemme per lo studio di una pianta molto particolare che sembra che stia dando in Israele, purtroppo non in Italia, degli ottimi effetti terapeutici per le malattie tumorali. Scorrerò delle diapositive, non prendete paura, sono tante, ma sarà veloce il lavoro. Vorrei iniziare con una citazione, Dario non ne abbia male. La citazione è questa: Dio prese l'uomo e lo collocò nel giardino dell'Eden per lavorarlo e custodirlo. In queste poche parole era chiuso tutto, era chiuso il rapporto con Dio, era chiuso il significato che Dio dà alla creazione e il significato che Dio dà all'uomo. L'uomo è il continuatore della creazione di Dio,
e come tale deve mantenerla, perché, come dice un'altra parasha importante, se l'uomo distrugge ciò che Dio ha creato, dopo l'uomo non ci potrà essere nessuno che potrà rimediare ai danni fatti dall'uomo. La giornata è importante anche per un altro motivo, perché negli anni 70 due rabbini che conoscerete sicuramente, uno è Rav Elio Toaf, ex rabbino capo della comunità di Roma, e un altro è un rabbino inglese, si chiama, credo sia ancora vivente, Rabbino Carmel. Negli anni 70 avevano iniziato a parlare del rapporto tra ebraismo e natura, due categorie importanti secondo me, e avevano dato importanza non solo alle riflessioni e ai contenuti che questa sinergia tra queste due categorie produce, ma avevano dato importanza anche al metodo. Io credo che gli ebrei furono i primi uomini, i cosiddetti biologici che ci sono adesso, attenti al biologico, attenti alla natura, attenti a ciò che ci circonda. Ma la differenza è che l'ebreo si approccia con metodo. In ogni cosa che l'ebreo si approccia a fare c'è un metodo, c'è una metodologia. E la metodologia ovviamente arriva dalla Torah. L'ebraismo in sé possiamo dire che è portatore di un rispetto estremamente avanzato e radicale della natura, e quindi in questa giornata di comunione, di comunità, comunque la giornata si esprime come fa l'ebraismo in comunità, è utile trasmettere questa informazione a chi non è ebreo, perché a volte sento dire da amici che non sono ebrei: ma l'ebreo deturpa la natura. No, assolutamente non è vero. C'è questa idea sbagliata dell'ebraismo, e quindi è giusto far conoscere il rapporto che l'ebreo ha con la natura e con la creazione. Per l'ebreo la natura non è un semplice coltivare, un semplice seminare, un semplice raccogliere. Per l'ebreo la natura, il rapporto con la natura è il rapporto con la creazione, con la Yetzirah. E quindi il rituale, la ritualità ebraica che si esprime soprattutto attraverso le feste è un rituale che mette in comunicazione l'uomo con la natura. Il professor Cassuto prima parlava del tempo. Io credo due cose, che l'ebreo e l'ebraismo sono attenti al tempo, sono amici del tempo. Diceva il figlio di Maimonide in un libro intitolato Cosa serve per il servizio divino, che il tempo è fondamentale nella ricerca del divino, nella ricerca di Dio. L'ebreo attende al tempo, ma ne è amico, lo sfrutta, lo utilizza, ma non si fa mai trovare impreparato. E quindi la ciclicità delle feste, la ciclicità del rituale nelle feste aiuta proprio a ricreare un continuum temporale. Se assistete o avete la fortuna di assistere a una delle feste che citerò, sono solo alcune perché sono abbastanza durante il calendario ebraico, vi accorgerete che il tempo nella festa non esiste, il tempo è annullato, si crea un continuum temporale, è come tornare indietro di 5.000 anni. Ad esempio adesso è finita la festa di Sukkot, ogni sera si invitava un patriarca, uno spitzin, e questo continuo temporale vi fa rivivere proprio le emozioni che verosimilmente vivevano 5.000 anni fa i nostri patriarchi, insomma, ecco. Quindi il tempo è fondamentale. Il tempo è fondamentale, ma è importante anche il rapporto con la natura e ciò che la natura dà all'uomo. Superficialmente, a un primo livello di approccio, ciò che la natura offre all'uomo è un'attivazione sensoriale, proprio a livello di recettore. Come medico posso dirvi: guardare una pianta che sboccia un fiore, un profumo dato dalla pianta, è un'attivazione sensoriale. E i maestri che ci hanno preceduto, ma anche maestri attuali, perché un amico israeliano mi ha mandato una ricerca fatta da un Rav Joseph Leib Bloch, che è un rabbino ortodosso di Gerusalemme, che fissa l'attenzione proprio sull'esperienza sensoriale
che dà la contemplazione della creazione. Quindi questo è un primo livello. Andiamo tanto a cercare cose nascoste, cose profonde. Molte volte, come dice giustamente questo Ralph Bloch, la percezione della creazione è già un passo avanti verso la ricerca di Dio. Abbiamo parlato di riti, adesso poi scenderemo meglio nel dettaglio. Ecco, mi soffermo un attimo su questa prima diapositiva. Sono molto contento perché oggi hanno parlato prima di me degli architetti. Nello studio che stiamo portando avanti io e altri amici ci siamo avvicinati all'architettura della natura, alla forma e quindi alla forma geometrica. L'immagine che vi ho presentato è una gemma di una pianta che è molto presente in Israele come in Sicilia ed è il giuggiolo. Questa è una gemma di giuggiolo. È una chiara dimostrazione che l'ebraismo attinge e ha attinto dalla natura sempre. Poi vedremo anche altre cose molto più profonde. Ziziphus, in gergo è il Ziziphus officinalis, credo. Questa è una stella a 6 punte. Quando gli amici da Israele me l'hanno mandata ho detto: ma questo che cos'è? Mi fa: tu non ti preoccupare, questa è una stella a 6 punte. Quindi capisci che la stella a 6 punte ha una derivazione intanto dalla natura, poi ci sono anche dei significati, delle simbologie più profonde, però atteniamoci a questo è già importante. Nel corso della presentazione delle immagini vedremo anche altre cose più particolari. Questi sono 2 amici che raccolgono il grano. Ecco, mi sono permesso di mettere questa foto perché nella ricostituzione del rito durante la festa si arriva, perdendo la percezione del tempo, a rivivere l'alleanza che l'uomo ha con Dio. L'alleanza, vorrei citarvi per questo una parasha di Shofetim, dove nella Torah è scritto questo: l'esercito di Israele sta assediando una città da parecchio tempo, fuori delle mura ci sono gli alberi da frutto, e per distruggere la città vogliono gli israeliti distruggere le piante di questa città. Adoperarle, sì. E a un certo punto il Signore li ferma, dice: no, non dovrai tagliare questi alberi perché l'uomo è l'albero del campo. E ciò sta a significare che la vita dell'uomo dipende dagli alberi. E nella Gemara è scritto che considerare il rimboschimento delle colline e delle montagne di Israele è il più ovvio segno dell'imminenza dell'era messianica. Questo è quello che dice Ezechiele. Infatti in Israele, proprio grazie a KKL, si sta negli ultimi 10 anni, credo, rimboscando tutto Israele. E come dice Maimonides, l'era messianica avverrà solamente tramite mezzi naturali, però l'alleanza che l'uomo ha con Dio e che deve considerare nel rapporto con la creazione, quindi con la Yetzirah, con la natura, deve attendere alla proibizione della distruzione, cioè al Bal Tashit. Non puoi distruggere gratuitamente ciò che è stato atto della creazione. Il rapporto di Dio dell'uomo con l'albero è un rapporto simbolico. Tutti lo sappiamo, è abbastanza luogo comune considerare l'albero come l'uomo. Nella Torah sono citate moltissime piante che si ritrovano completamente nel territorio siciliano. Infatti io credo che all'epoca della diaspora, quando gli ebrei partirono con le loro navi per apportare in Europa, chi arrivò in Sicilia credette forse di ritrovarsi nel territorio palestinese. Le stesse piante, le stesse zone geobotaniche,
c'è un bellissimo libro fatto dal professor Giardina, se non erro, dell'Università di Palermo, che non parlando esplicitamente di questo fa una rassegna delle zone, delle aree botaniche presenti nel territorio siciliano e le rapporta ai territori mediorientali, palestinesi e del Nord Africa. E la Sicilia come costituzione geologica e botanica assomiglia alla Palestina, punto. È assolato, è un dato di fatto. L'albero per l'uomo è sempre stato considerato il simbolo della vita per eccellenza, il simbolo attraverso cui si svolge il programma della creazione. Mi sono permesso qua di mettere questa immagine che mi ha gentilmente passato l'amico Sutter. Questa sembra che sia proprio sembra un programma. Se ci sarà un'altra occasione presenterò, non lo so, degli studi di biochimica e biologia molecolare dove il DNA non è altro che la ripetizione di determinate sequenze che erano presenti nei libri antichi ebraici. A Mantova è stato trovato un codice ebraico molto antico e sovrapponendo le immagini che sono state trovate in questo codice si trova il DNA. La stessa parola DNA, al contrario, significa esatto. Signore. Considerate questo. Apro una parentesi. Quando all'inizio ho parlato di metodo, ciò che traspare è proprio questo. Abbiamo il segreto della creazione a portata di mano e non lo concepiamo come tale. Quando il medico, quando il ricercatore, io sono ricercatore a Padova, studio le piante e studio l'applicativo clinico delle piante, non sono un botanico, non sono un geologo, ma quando ci troviamo di fronte a determinate condizioni biochimiche e biologiche, si apre un mondo che è il mondo della geometria e del mondo dell'ebraismo. L'albero quindi è un simbolo. L'albero sopravvive grazie a due elementi fondamentali che sono la luce e l'acqua. Abbiamo detto tutto praticamente. La luce è fondamentale perché permette la trasformazione all'interno dell'albero di tutti i principi e l'acqua, come ha detto prima il professor Cassuto, che è la base della vita. Il professor Cassuto prima ha accennato al discorso del Big Bang che non attinge ad una sorgente, ma bisogna, se ho capito bene, portare un'acqua da una sorgente. Porti l'acqua alla sorgente o aspetti l'acqua piovana. Ecco. Considerate che 5.000 anni fa, 5.774 anni fa, si faceva già questo. Ma considerate che adesso, negli ultimi 10 anni, abbiamo avuto una spiegazione razionale e scientifica del perché si faceva questo. L'acqua di sorgente è un'acqua pura, è un'acqua incontaminata, è un'acqua, come si direbbe adesso, con una vibrazione molto forte, quindi non è un'acqua contaminata. Adesso si informa l'acqua in tanti modi, stanno inventando moltissimi modi per informarla, alcuni sono più veritieri, alcuni sono magari delle bufale. Ma l'unico modo semplice, se ci atteniamo a quello che diceva Maimonide, che bisogna considerare solo ciò che arriva dalla natura per attendere il Messia, con cui si informa l'acqua, è l'acqua. Quindi loro informavano un'acqua che non aveva un grado elevato di purezza con dell'acqua pura. L'informazione nell'acqua viaggia alla velocità della luce. Quindi se noi prendiamo un'acqua pura e la mettiamo dentro dell'acqua che non è pura, magari di rubinetto, l'acqua di rubinetto diventa pura. Quindi loro purificavano l'acqua in un modo semplicissimo. Questo si chiama informazione dell'acqua. C'è un giapponese che sta portando avanti degli studi molto importanti, si chiama Masaru Emoto, ma è un giapponese che lavora in Israele, quindi tutto passa da lì. Considerate questo, che
in Israele noi siamo abituati a un'idea di ricerca in Italia, ma se voi avete o avrete la fortuna di andare in Israele, la vera ricerca si fa lì. Cioè gli istituti di ricerca sono realmente dei luoghi dove si studia, dove si cerca di non di conoscere, ma di riscoprire ciò che ci circonda. Quindi l'acqua è fondamentale. All'interno dell'albero ci sono quindi due tipi di linfe che si formano e poi si uniscono. La linfa che arriva dal sottosuolo, quindi dal sotterraneo, che porta l'acqua, che è la linfa grezza, e una linfa elaborata che arriva dalla luce. Le due linfe si uniscono e al centro dell'albero c'è una linfa che è la linfa nutritiva, che è data dall'unione di queste due linfe. Quindi l'albero potrebbe essere un trasformatore di cosa secondo voi? Un trasformatore di luce. Quindi l'albero trasforma la luce. Senza luce l'albero muore. Se l'albero è il simbolismo dell'uomo o viceversa, alcuni dicono che i veri abitatori del pianeta sono gli alberi, non noi veniamo dopo. Io ci ho messo qua dopo. Sì. E l'uomo è un trasformatore di luce, quindi questo non deve mai dimenticarlo. E una volta, nel momento in cui l'uomo considera questo, allora anche la sua linfa grezza può diventare una linfa più luminosa. Andiamo avanti. Questo è giusto per tornare alla geometria ebraica, come c'è un libro che è stato appena edito. Questo è un cristallo di acqua, questo è un cristallo di acqua pura. Allora, abbiamo detto che il territorio siciliano è un territorio che rispecchia nella sua natura, nella sua connotazione geobotanica, il territorio palestinese. Ci avviciniamo alle feste ebraiche. La festa ebraica è un rituale antichissimo, è caratterizzato da un rituale antichissimo e dalle piante. Le piante sono, insieme all'uomo, i veri, non spettatori, ma attori delle feste ebraiche. Questa è una sukkah, cioè una capanna. La festa di Sukkah è appena finita, è la festa dei tabernacoli, e in questa festa si celebrano delle piante particolari, che sono le 4 piante. Le 4 piante. Ma anche questa legata. Prego? Legata anche all'acqua? È legata anche all'acqua, ma l'acqua viene in secondo piano, in un secondo momento. Le 4 specie sono identificate in ebraico come Arba Minim, sono il salice, il mirto, la palma e il cedro. Queste piante, mi soffermerò solo un attimo su una cosa che secondo me vale la pena di conoscere per chi non la conosce. Vengono utilizzate con un rituale particolare nella festa di Sukkot. La palma, il salice e il mirto vengono legati insieme, hanno una simbologia vastissima, importantissima, profonda, e servono per una benedizione. Si tiene in mano insieme all'ira di trova al cedro e si fa una benedizione ai 4 punti cardinali dalla sukkah. Rappresentano anche una simbologia nascosta all'interno della Torah, in cui si identificano gli studiosi della Torah. La palma dà un frutto dolce, ma non ha profumo, e simboleggia coloro che studiano la Torah ma non possiedono le buone azioni, sono sapienti ma non sono generosi. Il mirto ha profumo ma non ha sapore, e simboleggia coloro che fanno buone azioni ma non studiano la Torah, quindi sono generosi ma non sono sapienti. Il salice, la ravà, non possiede né sapore né odore, quindi intuite bene che è l'uomo che non ha né conoscenza e né si prodiga per le buone azioni. Il cedro invece è l'albero della bellezza, ha odore e ha sapore, quindi rappresenta l'uomo, lo studioso per eccellenza di Torah, che è sapiente ed è anche generoso. Vado avanti. La seconda festa è la festa delle luci, e qui vorrei soffermarvi. Ecco, queste sono le foto che ha fatto l'amico Suter nel territorio siciliano. Questi sono i bambini. Ecco,
questa è una pianta che cresce solo in Israele ed è stata trovata anche in Sicilia. Questa è una pianta di salvia, si chiama salvia ierosolomitana. Ci sono due piante che hanno un destino indissolubile, che sono questa pianta, per ovvie ragioni, avete già capito di cosa si tratta. Questo è sempre il candelabro ebraico, che è il più arcaico dei simboli ebraici, perché la stella a 6 punti di Davide viene dopo. Questa salvia ha un destino indissolubile con l'ulivo. Ecco, questi sono fiori di ulivo, questo è sempre l'amico. La festa di cui stiamo parlando è la festa di Hanukkah, la festa delle luci, e festeggia praticamente, si racconta che quando gli ebrei giunsero al Tempio dopo le guerre con i greci, con gli ellenici, c'era solo un piccolo recipiente d'olio per accendere la menorah, cioè il candelabro che c'era dentro il Tempio, all'interno del Tempio. Miracolosamente l'olio, anche se di poca quantità, bruciò per 8 giorni. Quindi la festa di Hanukkah viene celebrata per 8 giorni e ogni giorno si accende una luce in più. Vado avanti. Un'altra festa importante è la festa di Tu B'Shvat, sarebbe il capodanno degli alberi. Considerate che all'interno dell'ebraismo c'è un capodanno dell'albero, cioè si festeggiano gli alberi. La pianta in particolare che viene festeggiata in questa festa è il mandorlo, di cui la Sicilia ne è piena. Il mandorlo cresce spontaneo nei Monti Nebrodi. Il mandorlo è la pianta praticamente più importante che c'è all'interno, una delle più importanti che c'è all'interno della Torah. Il mandorlo viene detto Shaked. Geremia, quando viene chiamato dal Signore, dice: cosa vedi, Geremia? Ho visto un albero di mandorlo. Quindi l'albero di mandorlo ha una funzione duplice, una funzione che permette la visione, l'albero della coscienza, e una funzione di unione. In questa festa è una funzione importantissima. Termino dicendo, queste sono le due feste diciamo più particolari che contengono al loro interno delle simbologie che richiamano gli alberi. Io credo che gli studi che stanno facendo in Israele e che insieme ai colleghi qua in Italia stanno portando avanti, di riscoprire la saggezza della medicina all'interno della Torah, contribuiranno in un futuro molto prossimo a una nuova medicina, una nuova antica medicina che potrà diciamo, essere di aiuto al paziente, al malato, alla persona bisognosa. Grazie. Grazie al dottor Vitale. Chiamo adesso al tavolo la professoressa Luciana Pepi insieme alla professoressa Viviana Mulè. Amalia, scusa ti aspettavo perché il professore Alessandro Musco mi ha incaricato di farti un ringraziamento pubblico, sia che privatamente tutti noi ti rendiamo veramente, siamo molto grati, ma di cuore, per quello che tu fai e soprattutto allora, lo sai bene che l'officina ti aiuta, però mi sembra invece molto importante un ringraziamento di ciò che si fa e per il modo con cui tu lo fai. Mi è piaciuto molto quello che ha detto il dottor Vitale prima, che ti ha definito, e anche qualche altro relatore, la custode e il modo con cui tu fai questo. Per cui non sono delle vuote parole, è un riconoscimento a quello che tu fai, e tu sai bene che è chiaro che io insegno all'Università di Palermo lingua e cultura ebraica e storia della filosofia ebraica medievale. È una grandissima difficoltà, però una cosa che riteniamo importante, con questo penso di concordare con Amalia, è che lo studio, la ricerca deve avere una finalità pratica, deve avere un risvolto pratico, per cui io personalmente ho tantissimi studenti anche della laurea in antropologia, nella magistrale di antropologia, che hanno fatto delle ricerche
su questa memoria, su questa cultura invisibile di cui molti relatori hanno già parlato, per esempio facendo delle interviste a delle famiglie che, pensate, nelle Madonie o in moltissime parti della Sicilia conservano delle tradizioni ebraiche senza la consapevolezza che provengono da tale tradizione. Faccio un esempio: l'accensione della candela il venerdì sera, come tutti sanno, però giustamente è anche stato detto che questi momenti importantissimi sono occasione per diffondere la conoscenza anche per chi non conosce nulla dell'ebraismo. Nell'ebraismo le giornate iniziano alla sera, al tramonto, proprio ricordando il dettato di Genesi: fu sera, fu mattina, quindi le giornate iniziano al tramonto. E l'accensione della prima candela di Shabbat è il venerdì al tramonto. Dunque, se non è una cosa casuale né di poca importanza il fatto che in alcune famiglie si sia tramandata l'usanza dell'accensione della candela il venerdì al tramonto. Di fatto il quadro che ne viene fuori è quello di un pieno inserimento degli ebrei siracusani nel tessuto sociale ed economico cittadino. Questa è la sensazione che le fonti ci riportano, e purtroppo le fonti notarili ci dicono tanto dal punto di vista economico ma poco dal punto di vista dei rapporti familiari, sociali e culturali principalmente. E poi quello che mi è stato concesso anche grazie all'analisi grazie anche a molte pubblicazioni che hanno reperito e studiato i manoscritti ebraici copiati a Siracusa o copiati da studiosi siracusani, è stato possibile anche tracciare, seppur parzialmente a causa dell'esiguità sempre delle fonti, un affresco culturale di quello che poteva essere l'interesse per la cultura della comunità ebraica siracusana, un interesse che è attestato dai manoscritti che sono sparsi nelle biblioteche europee, alla British Library di Londra, alla Bodleian di Oxford, alla Biblioteca Nazionale di Parigi, ma anche alla Biblioteca Vaticana. Spero quindi che il mio libro sia un punto di partenza, non di arrivo sicuramente, perché c'è tanto, come dicevamo oggi, ancora da scoprire, e quindi spero sia un punto di partenza per i futuri studiosi, i giovani ricercatori che in questo periodo storico in Italia sono un po' con poche prospettive, però non dobbiamo essere pessimisti. Grazie ancora dell'attenzione. Grazie alla professoressa Pepi. Questo era l'ultimo intervento della giornata. Ringrazio tutti voi per essere rimasti con noi e per averci dato modo di poter celebrare insieme a voi questa 14ª giornata europea della cultura ebraica. Grazie ancora. Io ringrazio tutti e dichiariamo chiusa la giornata ebraica, la 14ª giornata della cultura ebraica. Speriamo di poter avere altre occasioni per vedere.